Nel PDL la democrazia ha perso, dice il coordinatore vicentino Sergio Berlato. Disattese tutte le proposte di candidature partite da Vicenza, assessori, vice sindaci, ex sindaci. Carta straccia, dice Berlato, la base del PDL vicentino è in rivolta. Il rischio è la diaspora, come ai tempi di Alleanza Nazionale, ma stavolta potrebbe essere più dolorosa. Continuo a ricevere ininterrottamente una serie di comunicazioni da parte di nostri iscritti, di nostri militanti, di nostri dirigenti che preannunciano la loro volontà di non andare a votare per il PDL a fronte di questa scelta scellerata fatta dai vertici regionali e nazionali del partito. Avevamo proposto 6 giovani, 6 sindaci, 7 donne. Ai vertici regionali e nazionali non è andato bene niente di tutto questo, ma Berlato non ci pensa nemmeno a dimettersi, anzi è pronto a scardinare il cosiddetto sistema veneto, che da una decina d'anni denuncia l'europarlamentare, forte di alcune inchieste giornalistiche e di segnalazioni di cittadini, gestisce in regione tutti gli appalti pubblici. Ho l'obbligo di fare chiarezza nel mio partito su questo, tuona Berlato. Io la settimana prossima chiederò un appuntamento con il procuratore generale per fare in modo da chiedergli di fare chiarezza. Ma l'altra metà del PDL Veneto si è detta proprio oggi soddisfatta per le scelte del gruppo dirigente regionale. I complimenti arrivano anche dai vicentini Lia Sartori, Giuliana Fontanella e Costantino Toniolo. Soddisfatto anche il capogruppo PDL di Venezia e neocandidato Michele Zuin, per il quale la composizione delle liste del PDL nel Veneto per le elezioni politiche rispetta le indicazioni del territorio. Stesso tenore anche per Barbara Degani, presidente della provincia di Padova e coordinatore provinciale del partito, e da Giovanni Miozzi, presidente della provincia di Verona e coordinatore provinciale, che a un'unica voce dichiarano di non vedere i motivi di polemica per le liste.